Parliamo di cibo, di alimentazione e soprattutto di tecnologia alimentare, perché domani a Valdobbiadene apre l'Infofood Lab, laboratorio di ricerca, sviluppo e innovazione alimentare. Tra i prodotti che verranno realizzati dai tecnici della struttura ci sono anche la mozzarella vegetale e il tiramisù senza uova e senza glutine. Ci racconta tutto Andrea Rossini. All'Infood Lab ne sono convinti, siamo di fronte a un cambiamento epocale che riguarda il nostro rapporto con il cibo. Lo mostrano le analisi di mercato e le richieste di consumatori sempre più esigenti, orientati a uno stile di vita sano a partire dall'alimentazione. Per intercettare questo cambiamento, alcuni giovani imprenditori hanno dato vita a questa start-up. La nostra mission aziendale è quella di portare dei prodotti salutistici, cioè che diano alle persone come me, anche giovani, quindi tutta quanta la generazione futura, qualcosa che davvero faccia bene. Siamo nel centro di Valdobbiadene, marchio di eccellenza nell'enogastronomia. Per i giovani di Infood Lab, lavorare sull'innovazione degli alimenti non vuol dire rinnegare la tradizione, ma svilupparla, realizzando prodotti futuristici che restano all'interno del nostro orizzonte culinario, come una mozzarella completamente vegetale. Siamo partiti da una base vegetale, perciò amidi e proteine vegetali, e abbiamo realizzato, una struttura paragonabile a quella della mozzarella, perciò una struttura che in qualche maniera fila e fonde come una mozzarella di latte vaccino, e in realtà è completamente vegetale. Dalla valorizzazione dei prodotti del territorio può nascere anche un tiramisù con sfarinati senza glutine e un mascarpone fatto di amidi, proteine e fibre vegetali, escludendo allergeni, mantenendo, per quanto possibile, il gusto tradizionale. I prototipi creati da Infood Lab dovranno ora affrontare la prova del mercato. Per chi opera da più di 25 anni nella grande distribuzione, in Italia e all'estero, non ci sono alternative. Penso che molti prodotti anche della nostra terra, se non avranno l'innovazione, saranno sopraffatti. Se pensiamo che in America c'è già una richiesta di pelato senza il nickel, noi dobbiamo pensare di come arrivare a questo, di dare una risposta al mercato. Una partnership ambiziosa unisce già il laboratorio all'Istituto DF per la ristorazione e trasformazione alimentare. 20 studenti alternano alle lezioni con gli insegnanti il lavoro sui macchinari, per cominciare da subito a studiare la cucina del futuro. Credo che sia un'esperienza più unica che rara nel panorama anche delle scuole in Italia, la possibilità che questi ragazzi facciano ricerca e innovazione a diretto contatto con le aziende del territorio.